Vice Governatore Riccardi, lei oggi ha illustrato una situazione molto complicata per quanto riguarda la sanità del Friuli Venezia Giulia in vista dell'assestamento di bilancio ormai imminente. Si parla quindi di 26 milioni su 40 dedicati già alle spese quindi correnti, al riassestamento della parte 2018 quindi del sanità regionale e anche 10 milioni che verranno accantonati comunque per le eventuali richieste da parte dello Stato. Ciò significa che la salute sta assorbendo sostanzialmente quasi tutto l'assestamento. Perché? E perché a differenza di quello che ci ha raccontato Deborah Serracchiani qualche giorno prima e qualche giorno dopo le elezioni, i consuntivi del 17 e le proiezioni che facciamo sul 18 determinano questo fabbisogno. Quello che è discutibile è il fatto che il Consiglio regionale qualche settimana prima delle elezioni, con Deborah Serracchiani già eletta in Parlamento, abbia varato una manovra di 120 milioni. Questo è il dato politico che io mi sento di criticare. Poi sugli aspetti legati al fabbisogno i numeri sono chiari, c'è una perdita sui consuntivi del 17 di 13 milioni, circa 13 milioni e mezzo, e ci sono 29 milioni e mezzo che danno la proiezione rispetto alle necessità di fabbisogni del 18, questo fa 43. Di questi 43 noi troviamo all'interno del sistema salute la capacità di reperire 17, 43 meno 17 fa 26. E poi c'è la sentenza della Corte Costituzionale che dice che rispetto ai conti noi dobbiamo, la regione nostra e tutte le altre regioni speciali, a differenza di come avevamo immaginato, dobbiamo partecipare anche sulla spesa della salute al contenimento della finanza pubblica, e quindi noi accantoniamo prudenzialmente altri 10 milioni. Ne avanzano 4. Assessore Zilli, lei ha parlato oggi di un assestamento di bilancio che sarà di 40 milioni di euro, ma che sostanzialmente è già per buona parte vincolato alla sanità. Perché? Perché purtroppo abbiamo ereditato una situazione molto complessa e compromessa per quanto riguarda i conti della sanità, atteso che di questi 40 milioni, appunto ben 26 sono destinati a coprire il deficit della sanità regionale. A questi si aggiungono altri 9 milioni che dobbiamo trovare nelle pieghe del bilancio per poter dare risposta al diritto alla salute dei nostri cittadini. Le posso garantire quindi che la manovra estiva non sarà una manovra che porterà ossigeno alle nostre imprese e ai nostri cittadini, ma dovrà rattoppare gli errori commessi da altri. Ci sarà comunque una posta importante dedicata anche al ristoro per i comuni rimasti esclusi dal finanziamento in quanto non presenti nelle UTI. Sì, questa è una iniziativa rispettosa nei riguardi dei nostri cittadini e in particolare ai municipi che sono rimasti fuori dalla gabbia delle UTI. Noi abbiamo detto in tutte le occasioni utili che volevamo con coerenza riportare su un piano di dignità uguale i nostri comuni, anche quelli ricorrenti che hanno scelto di opporsi alle scelte della Giunta Serracchiani, e in questo senso il lavoro dell'assessore al bilancio di concerto con l'assessore Roberti dedicato alle autonomie locali è quello di trovare delle risorse per dare loro risposte in tempi brevissimi e quindi immediati. È faticoso, però ce la stiamo mettendo tutto perché riteniamo che questa sia una nostra priorità.